sono state adottate delle forme di prevenzione, ma io dico a quei ragazzi che io credo nella loro responsabilità, perché devono dare una dimostrazione che le manifestazioni devono essere pacifiche e non rovinare le città. Quindi un richiamo ufficiale da parte dello sceriffo di Treviso di dire ai giovani: le strade, la città è vostra, ma non rovinatemi la città. Fate le vostre dimostrazioni, ma sempre dentro i crismi della legalità. Perché a Treviso vige quel Vangelo secondo Gentilini che dice ordine, disciplina e rispetto delle leggi. E io credo che quei giovani che un domani saranno i nostri eredi dovranno dare dimostrazione di rispettare le leggi dello Stato in tutti i settori, anche nelle occupazioni, perché l'occupazione è una violazione della Costituzione e quindi necessariamente lo Stato deve intervenire per evitare questi abusi. Ci sarà un maggior numero di agenti, di poliziotti, di carabinieri, ma non c'è nessun pensiero di terrorismo. Voglio che la consigliera Tocchetto sia in testa il corteo, perché lei è la responsabile di questa manifestazione e ha garantito personalmente che tutto sarà tranquillo. Anche il vescovo, dirò anche al vescovo, lo dico qua, che è andato un momento, anche lui deve invitare tutti questi ragazzi a rimanere nei limiti della legge e di non fare promesse che non possono poi essere mantenute, perché, come l'ho detto in caso, è lui che deve dare gli spazi, è lui che deve accogliere queste pecorelle che secondo il Vangelo dicono sono smarrite. Abbiamo detto ai negozianti: tenete pure aperti, perché non credo che ci sia una degenerazione della manifestazione. Quindi città tranquilla, e io credo che questi manifestanti rispetteranno la città e i cittadini, perché la città e i cittadini non sono loro, ma è veramente dei cittadini trevigiani. Ma io credo, perché ho sempre fiducia nei giovani, ma io temo solo una cosa: che i giovani siano iugulati e manovrati da personaggi che lanciano il sasso e nascondono la mano. Allora quei personaggi sono dei vigliacchi. Ecco.